Antipasto della cena aziendale, cena di Natale aziendale. Pesce, questo cos'è? Speck? Cos'è? Ananas? Ah no. Sarà una... non lo so. Questa sera niente dieta. A casa, sono praticamente quasi le 2. Sono riuscita a ricordarmi di riprendere solo l'antipasto e poi non ho più ripreso niente della cena di Natale aziendale, più ripreso niente. Vabbè, comunque siamo stati bene, devo dirvi. Posso dire che abbiamo mangiato bene e il posto si chiama Albergo al Moro e si trova a Mel e è proprio nel centro storico di Mel. E niente, al ritorno abbiamo trovato anche un incidente per non farci mancare niente. E niente, dai, adesso mi strucco le poche cose che ho e mi do una lavata. Questa è la maglia nuova di Shein che è uguale a quella fucsia che ho indossato nelle aperture dei calendari, una o due non mi ricordo. L'ho presa anche nera, che a me piace il nero e mi sta anche bene, non mi sta male, però io ho messo dei jeans che adesso ce li ho un po' giù, adesso vi faccio vedere. Praticamente io ero vestita così stasera, sotto ho la Dolce Vita, quella viola, e questi jeans sono fatti così, cioè sono enormi e li ho messi che mi erano un pochino stretti e non li avevo mai indossati fino ad adesso perché non ci stavo dentro. Comunque sono molto semplici con le scarpe da ginnastica e via. Ero vestita molto comoda e semplice. Per fortuna mi ero messa 2 maglie, quindi Dolce Vita più questa, perché lì dove abbiamo mangiato faceva freddo. Cioè, o secondo me per risparmiare, perché comunque la sala era grande e per risparmiare. Poi non era neanche ben illuminata la sala, un po' quei locali di una volta, ecco, un po' mi ha ricordato proprio un locale di una volta, sì, sì. Anche se comunque era anche abbastanza moderno, i tavoli erano abbastanza moderni, però mi ha ricordato un locale vecchio. Sono le 2, cioè dormirò fino a mezzogiorno domani, mi sa. Mi sa proprio di sì. Vado, vi aggiornerò, non so quando. La volpe. Ho sentito movimento, mi sono girata, la volpe. E vabbè, è da un po' che non ne vedevo. Non mi è capitato un giorno di vederne una al lavoro, ma era malata. Vado verso casa, che freddo che ho. Io non so se vi avevo fatto vedere poi le pulizie, i cambiamenti, comunque. Credo di sì. Ve l'avevo fatto vedere, sì che non c'era, ok. E vi avevo fatto vedere anche quel tappeto, il divano messo così, che devo pulire costantemente ogni giorno e anche più volte al giorno perché è un disastro, perché i peli si attaccano e si vedono tantissimo. Questo non è giusto, vabbè, ok. E quel tappeto che richiama quello là via. Le decorazioni non so se ve le ho fatte vedere, forse in un video a parte, ma non credo. Forse sì, non lo so. Comunque ve le rifaccio vedere adesso. Questo è l'angolo di legno con le varie decorazioni e la vetrina e niente. Adesso sta tramontando il sole, è lì. Devo dare una sbattuta a questo copridivano, in realtà voglio rilavarlo perché puzza di muffa. Puzza incredibilmente di muffa perché quel divano sa di muffa ma non c'è muffa. Questa cosa non me la spiego. Qua c'è un bel caos ancora, devo risistemare il tutto. La pentola a pressione ha finito. Sì, va bene, stoppati. Pranzo, assolutamente. Franz troverà il cibo pronto. E questa cosa mi aiuta molto perché la pasta in poco tempo è cotta. Io devo andare a fare la spesa oggi
però ho preferito fermarmi a casa, sistemare la casa, mangiare e poi andare a fare la spesa. Cioè ho deciso di fare così, questo è più o meno il mio programma. Mi sono anche fatta una specie di lista della spesa e in realtà qualcosina ce l'ho in casa, però niente, questa è più o meno una lista a grandi linee, poi vedrò in negozio cosa prendere e cosa non prendere, ma in genere questo è quello che mi serve più o meno. È già la seconda o terza volta che sbaglio le quantità d'acqua e sbagliandole purtroppo poi quando si va a fare la decompressione rapida fuoriesce tutto. Ecco. Vabbè, questa è cotta in sostanza, adesso vado ad eliminare l'acqua rimanente, anzi forse è anche troppo cotta. Va bene, condisco con i funghi, vero Pepe? E devo anche fare le unghie. Allora, spesuccia fatta ragazzi, speso 153 euro. Diciamo che è tutta roba che alla fine metto, cioè tutta no, alcune cose le metterò in congelatore, quindi mi rimarranno lì anche per la prossima settimana. 153 euro e 33 e non ho neanche potuto pagare con i buoni perché non funzionava il coso dei buoni e quindi ho speso tanti soldini che non pensavo uscissero, ecco, e invece sono dovuti uscire per forza, se no devo lasciarla tutto. Questi gatti mi stanno esaurendo, cioè io torno a casa, la mattina vado via che è decente la casa, io quando torno trovo questo, adesso questo cuscino non era qua così, trovo questo cesso, cioè lo capite? Io non ce la faccio mica più, perfino lì c'è pelo, perfino lì, cioè, non è mica possibile. Cioè, io vado via che è pulito, torno e questo è il risultato. Cioè, mi capite che vado fuori di testa? Quando vi dico non voglio che i gatti entrino in certe stanze, questo è, perché succede questo? E finché succede solo in salotto, cucina, boh, devo pulire ogni giorno da capo, da cima a fondo, sì. Ma se io tenessi tutte le stanze aperte, sarebbe così in tutta la casa? No, uno che lavora non può anche occuparsi della casa così tutti i giorni, di tutta la casa, perché finché è solo questa zona è un conto. Già ci perdo almeno mezz'ora a pulire, almeno. Quindi quelle persone che dicono sempre, ma i gatti non possono avere le porte chiuse, ma andate a fan, continuate pure. Sì, quando ci vuole ragazzi. Comunque, oggi, e non la cancello questa cosa la pubblico, non me ne frega niente, perché voi mi conoscete tutta bella tranquilla, ma io non sono così. Sono tranquilla sì, ma quando mi girano le balle sono tutta un'altra persona, ok? Detto ciò, vero? Tu sei colpevole, tu brutto caccone, tu sei colpevole e tu amico Frizzi, perché il pelo è bianco, quindi è tuo amico. Perché fate un casino voi la mattina? Ah, signor, cosa devo fare? Cioè, così è. Vado via con la casa in ordine e torno che ho la casa che non sembra neanche più una casa. Vabbè, probabilmente ci sarà pelo anche in tavola perché giocano ovunque. Poi il tappeto qua lo tolgo la notte. No, la mattina, la notte, dipende quando mi ricordo. Comunque lo tolgo. Cosa hai fatto? Ha combinato qualcosa. Pepe, cosa hai fatto? Cosa hai fatto? Ah, fai finta di niente, sì. Fai finta di niente. Vai, vai, corri, sì. Le combina e poi fa finta di niente. Lui non ha fatto niente. Cioè, anche questa maglia non era così giù. E probabilmente hanno giocato talmente tanto che hanno spostato anche lo stendino. Sì. Aggiornamento. Io avevo fatto un albero sul muro. L'albero non c'è più. Non c'è più perché non stava attaccato niente su questo muro. Sono diventata matta a staccare la colla. Tant'è che ci sono ancora i segni, ci sono ancora rimasugli. Vedete? Sono diventata matta. Mi ero fatta perfino male al dito per star là a sfregare a togliere la colla. Quindi cosa ho fatto? Ho lasciato l'alberello, ho messo l'alberello dei calendari e ho messo le luci all'alberello dei calendari.
quindi questo presumo non lo disferò più. Aspettate, ecco, queste le luci all'alberello. Non è mica tanto bello da vedere, ma insomma, mi interessa. È un albero con le luci e le decorazioni. Basta, avanza e bon. No, ho avuto una giornata da incubo, come nervosismo. E quando sono arrivata a casa ho visto che era tutto staccato, che era da qualche giorno che si staccava. Ho visto che era tutto staccato di nuovo, ho preso, tirato via tutto, buttato nel cestino. Basta, non voglio più saperne di quegli alberi lì, Basta. Piuttosto me li costruisco, mi faccio tutto in carta, che almeno la carta so che sta attaccata al muro. Però quello lì, quel materiale, il panno lenci barra feltro, non sta attaccato con nessuna roba. Cioè su questi muri non sta niente attaccato perché sono tanto umidi comunque, quindi no, ha fatto quella pellicina. Sapete che io odio quella pellicina. Qua c'era ordine una volta in questo cassetto. C'era. Io questa pellicina la odio. Non potete capire quanto io odi questa pellicina. Non mi piace proprio. Stamattina avevo spanto. Va, tutto un casino. Allora ho comprato questo perché nell'alimentazione nuova è previsto l'aceto di mele bio. Io non credo mi piaccia. Comunque ho preso questo perché è tutto zero ed è quello indicato in dieta. Zero grassi, zero carboidrati, zero zuccheri, zero proteine, zero sale. Secondo me non mi piace, però ho detto, beh, faccio il tentativo, al massimo lo regalo a mia mamma. E ragazzi, qua devo mettermi a pulire perché è un disastro. Almeno Franza ha già il pranzo pronto, quindi... Anzi, prima di pulire piego quella roba lì perché altrimenti faccio polvere. E anzi, prima di far tutto ciò dovrei accendere il fuoco, prima di iniziare a sistemare un po' la casa. Sì, dovrei accendere il fuoco. Dobbiamo pulire anche la fornella, noi la chiamiamo fornella. Dobbiamo pulire la stufa. Il problema è che deve venire giù mio papà perché questa stufa, le Nordica, adesso non so se tutte le Nordica, non ve l'ho mai detto, questa è una Nordica Rosetta B2, mi ricordo, o 2B. Vabbè, insomma, è una vecchiotta, diciamo, non è stile nuovo, si vede anche dalle porte dei registri e dalle piastrelle, dalle cose. Comunque, stavo dicendo che deve venire giù mio papà perché per pulirla dentro bisogna smontarla a mezza e è solo lui che sa dove metter mano. Adesso piego la roba e sistemo la casa.